Siamo qui in Piazza Civa a Conegliano per gli ultimi istanti prima della partenza degli Alè Azzurri. Dove andate questa volta e qual è l'obiettivo? Beh, quest'anno facciamo una cosa in memoria ai nostri defunti, in memoria ai nostri soldati morti nella Prima Guerra Mondiale, dove Conegliano, in Repubblica Ceca, dove Conegliano ha ristrutturato un cimitero, grazie agli alpini. Perciò noi partiremo da qua, arriveremo su direttamente a Milovice. Questa tappa in 10 giorni faremo il nostro tour. Cosa dire? Continua Andrea. Cosa dire? È una gita questa in bicicletta per ricordare i caduti di guerra, coloro che ci hanno consentito di vivere oggi questa libertà, per ricordare i coneglianesi che hanno ristrutturato il cimitero di Milovice, dove sono caduti 5.000 dei nostri connazionali, ma soprattutto per raccogliere fondi per acquistare defibrillatori che verranno devoluti agli alpini, che poi li utilizzeranno nei vari mandamenti in occasione delle feste, e speriamo che possano servire a salvare qualche vita. Questo è un po' l'obiettivo del nostro viaggio: ricordo e beneficenza. Quanto starete via e più o meno quanti chilometri farete? Ma noi staremo via 10 giorni. Partiamo oggi 21, torniamo il 31. Niente chilometri, dovrebbero essere attorno ai 900 chilometri circa. Sì, quest'anno per fortuna Sperando di trovare sempre le strade, imboccare le strade giuste. Sì, sicuramente gli Alè Azzurri imboccheranno le strade giuste. Abbiamo un seguito grandissimo, stiamo ottenendo una grandissima visibilità perché muoviamo gli animi delle persone, il cuore è grande, e abbiamo scoperto che ci sono tante persone che hanno bisogno proprio di essere guidate in questo percorso di sostegno per gli altri. C'è un motto che unisce gli Alè Azzurri o comunque delle parole che voi utilizzate per darvi la carica durante la corsa? Si sa, Alè Azzurri? Alè Azzurri per non dimenticare.